Signore e signori, buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Replay. Oggi 20 novembre in diretta dagli studi di Tele Europa Network. Tanti gli argomenti oggi, partiamo con la notizia fresca proprio di queste ore, ovvero delle dimissioni di Tavecchio da presidente della FIGC, di cui parleremo. Parleremo del Crotone che ha perso in casa contro il Genoa per 1-0, Crotone che resta a 12 punti ma che nel prossimo turno affronterà la Juventus allo Stadium. Per quanto riguarda la Serie C, la copertina di oggi la dedichiamo a Rende che continua la sua striscia positiva, Rende che continua a far bene, che raggiunge il quarto posto ed è a soli 5 punti dal Trapani che è terzo in classifica. Per quanto riguarda il derby giocato tra Catanzaro e Cosenza, ha avuto la meglio la squadra di Dionigi e il Cosenza infatti ha perso per 2-1. Parleremo di questo e poi infine parleremo anche della Regina che ha perso a Lecce, Regina che conduceva per 2-0 e che poi è stata raggiunta per 3-2. Andiamo subito a presentare il conduttore Franco Segreto. Buon pomeriggio Silvia, buon pomeriggio a te e agli ospiti che oggi daranno seguito a un bel dibattito perché gli argomenti sono veramente tanti. Poi partendo dalla mia destra il mister Tommaso Napoli. Buon pomeriggio a tutti. Il direttore sportivo del Rende Martino. Buonasera e grazie per l'invito. E il nostro amico e opinionista Aldo Cennamo. Salve a tutti, buongiorno. Allora Franco, partiamo dalla notizia proprio arrivata in queste ore, le dimissioni di Tavecchio da presidente della FIGC, dimissioni che si attendevano in mattinata e che sono arrivate. Diciamo, sono regolarmente arrivate, per sì. La verità io al posto di Tavecchio le avrei date subito dopo la partita di San Siro e dopo il pareggio tra Italia e Svezia per 0-0, c'è stata l'entrata in campo da parte del presidente del CONI Malagò per ben 2 volte, ieri sera l'ultima anche tempo che fa da Fazio, e anche da parte del ministro dello sport è stato un po' accerchiato se vogliamo l'ex presidente della FIGC perché si è sfilato poi il presidente della Lega di Serie C, ex Lega Pro appunto Gravina, e questa mattina è venuta meno anche una buona parte della Lega Dilettanti, quindi non c'erano più i numeri, è entrato in campo subito dopo questa riunione che è durata pochissimi minuti anche Malagò, il quale ha sostenuto che in questo momento la FIGC va commissariata, ma permettetemi di dire che in questo momento il calcio un po' in Italia è a carte 48 perché la governanza di Serie A non c'è e la governanza di Serie B non c'è, c'è solamente il presidente Gravina per quanto riguarda la Lega di Serie C, per il resto tutto il resto è noia. Aldo, tu avevi previsto tutto quello che è successo? Ma in effetti bisogna dire che dopo la sconfitta, dopo l'uscita dai mondiali, era doveroso che Ventura e lo stesso presidente Tavecchio si fossero presentati alla stampa e avrebbero dovuto immediatamente dimettersi. Ventura per un fatto economico, lo diciamo chiaramente, 800.000 euro fanno gola a tutti, quindi si è fatto licenziare. Tavecchio ha dovuto sopportare invece quella che è stata la pressione forte dei media, la stessa associazione dei calciatori ai quali va il nostro merito, perché l'associazione dei calciatori è stata la prima associazione a non partecipare alle riunioni, alla prima riunione quando Tavecchio non si è presentato, è andata via. Quindi questi sono fatti importanti che lasciano il segno. Tavecchio ha cercato fino all'ultimo di resistere, ma quando ha visto che c'era tutta questa sua pressione attorno alla sua persona ha dovuto immediatamente oggi fare un consiglio, 30 secondi è durato mi pare ed è andato via. Adesso si deve pensare immediatamente al dopo. Io penserei di puntare su qualche calciatore importante, per esempio se volete vi faccio dei nomi, Totti, Del Piero oppure lo stesso Pirlo, sono giocatori importanti che hanno finito la carriera, potrebbero tranquillamente intraprendere una situazione di questa portata che è importante e quindi si darebbe una bella scossa e una bella immagine al calcio italiano. E allora visto che ci sono 2 tesserati, se vogliono dire la loro, altrimenti possiamo passare al Crotone, per carità. No, posso soltanto aggiungere, vai mister. Senza nulla togliere a chi ha governato fino adesso, il signor Tavecchio, che già una cosa del genere, come ha detto Aldo, era una candidatura di Demetrio Albertini tanti anni fa. Sì, sì. Poi si è arenata. Si è arenata quasi sul nascere, oppure ci sono stati 1000 discorsi. Poi ripeto, quando sei in situazioni del genere
subentra anche un discorso politico, subentrano tanti fattori che poi lo sport penso che c'entra ben poco poi alla fine. Perciò speriamo che magari chi subentri a Tavecchio faccia molto meglio e soprattutto riportino il calcio italiano a traguardi importanti, perché una mancata qualificazione non è soltanto un danno a livello di federazione o di immagine o di Coverciano o di tutto quello che è lo sport italiano, ma anche a chi sta attorno a tutto questo, anche a noi italiani, anche il singolo venditore di bibite o di gadget o di tante altre cose. È tutto un insieme, è vero. Un insieme che porta, oltre all'entusiasmo, che porta alla nazione quando c'è un mondiale. Un avvenimento importante, giusto. Vai Silvia. Allora, chiusa questa nota doverosa di cronaca, passiamo alla Serie A. Allora Franco, il Crotone ha perso in casa contro il Genoa che esordiva con il nuovo allenatore Ballardini e che ha fatto subito bene. Il Crotone ha subito una rete nei primissimi minuti, mi pare all'11°, proprio con Rigoni, e che poi non è riuscito più a recuperare la partita. Crotone che appunto, come abbiamo detto prima, adesso ha un'avversaria ovviamente la più difficile e temibile. La Juventus. Lo diciamo noi, che sarà praticamente poi il posticipo della prossima settimana, ma diciamo che il Crotone forse io lo definirei un incidente di percorso, quello che è successo ieri, perché io ho visto il primo tempo e il Genoa praticamente ha avuto un bel po' di occasioni da rete, quindi il risultato poteva essere ben più pingue se poco a poco gli attaccanti del Genoa fossero stati più concreti e più incisivi sotto rete. Un incidente di percorso, non ho visto le solite uscite, non ho visto praticamente i raddoppi come in altre occasioni. Non dimentichiamo che il Crotone arrivava da 2 vittorie consecutive contro Bologna e Fiorentina, quindi praticamente viaggiava sulle ali dell'entusiasmo. Probabilmente avranno avuto questa sosta che c'è stata, perché poi secondo me è stato sbagliato anche l'approccio, però ripeto, per me è stato un incidente di percorso. È pur vero che la prossima settimana il Crotone dovrà, come dicevi giustamente tu, recarsi a Torino contro la Juventus, una partita proibitiva sulla carta, però dalle dichiarazioni del dopo partita di Nicoli è uscito fuori il fatto che noi non partiamo battuti, questo ha sostenuto, quindi inculcherà la giusta mentalità alla propria squadra, anche se la differenza tecnica poi naturalmente è notevole, però nel calcio è mai dire mai. Benissimo, allora, Martino. PS del rende Martino, visto che mi pare che tu sia proprio di Crotone, vero? Sì. Quindi, che diciamo di questa? Io purtroppo la partita non l'ho potuta vedere, perché ero in viaggio per andare a vedere il derby Catanzaro-Cosenza. E da crotonese mi dispiace, anche se ci può stare perdere contro il Genova. La squadra, come ha detto lei, viene da 2 vittorie consecutive e adesso purtroppo si va a giocare contro la Juventus, che sicuramente non sbaglierà 2 volte dopo la debacle contro la Sampdoria. Quindi, però il Crotone sta facendo il suo campionato, un grande management, una proprietà seria, solida, ormai ventennale, sanno come fare e sono sicuro che anche quest'anno stupiranno un po' tutti. Aldo? Io onestamente questa sconfitta è una brutta sconfitta, se vogliamo, se analizziamo la classifica, perché altrimenti poi il tempo per recuperare c'è sempre. Però tu hai giocato contro un Genova che veniva da tantissime sconfitte. È vero che Ballardini quando è subentrato ha quasi sempre vinto la prima partita, queste sono le statistiche. Però una cosa è certa, tu se avessi vinto con il Genova avresti mantenuto il Genova a 6 punti, invece adesso ti sei messa in una situazione di classifica, sì, diciamo discreta, perché poi Franco 3 punti separano la terzultima dal Crotone, sono tre lunghezze, tranne il Benevento che ormai è spacciato perché ha raggiunto tutti i record, ma il Crotone ha fatto un passo falso. Questa partita deve giocarla meglio e con più concentrazione e con più determinazione. Invece purtroppo gli è sfuggita, perché all'11°, come diceva Silvia, ha subito questo maledetto gol e non è riuscito più a recuperarlo, e a quel punto la partita si è fatta difficile. Tanto è vero che si è fatta difficile che alla fine il Crotone ci ha rimesso 3 punti e ci ha rimesso una posizione di classifica molto, ma molto più comoda se avesse raggiunto il risultato pieno. Benissimo, bene, vai Silvia. Andiamo a vedere cosa è successo invece in Serie C e guardiamo risultati e classifica. Allora, Agragas Fidelissandria 1-5, Bisceglie Monopoli 2-1, Catanzaro Cosenza 2-1, Juve Stabia Catania 0-1.
Lecce Regina 3-2, Paganese Fondi 2-2, Rende batte Matera 2-0, Sicula Leonzio Casertana 1-1, Trapani Francavilla 3-1. Andiamo a vedere cosa è successo in classifica. Resta da solo al comando il Lecce con 36 punti, segue il Catania 31, Trapani 28, Siracusa e Rende 23, Monopoli e Francavilla 22, Bisceglie 19, Matera e Catanzaro 18, Juve Stabia e Regina 17, Cosenza 15, Fondi Sicula Leonzio 14, Fidelissandria Casertana 13, Paganese 11, chiude sempre l'Agragas a 9 punti. Allora Franco, diciamo che è cambiato poco perché lì su continuano a vincere sia il Lecce, il Catania ed il Trapani e anche giù diciamo che la classifica si è mossa di poco, tranne per il Rende che ha fatto questo balzo in avanti raggiungendo il 4º posto. Diciamo che in effetti questo rullo compressore che il Lecce dell'amico Meluso e del tecnico Liverani ancora una volta ha dimostrato diciamo, quella che è la solidità di squadra perché era andato sotto di 2 gol con una doppietta di Bianchimano, vedremo poi gli highlights. Poi in termine di 20 minuti prima della fine del primo tempo la formazione appunto di Liverani è andata a segno con un bel gol di Torromino e poi un Eurogol di Ciancio, ex giocatore del Cosenza, veramente bello, un destro che è finito sotto l'incrocio dei pali e poi una punizione di Zonef e quindi ha condannato la Regina a questo 3-2, vince il Trapani, dicevi, il Siracusa ha pareggiato ma la copertina noi la dedichiamo come è stato detto appunto all'inizio di trasmissione al Rende che raggiunge addirittura il 4º posto in classifica. Ne parleremo poi col direttore sportivo qui presente Giambattista Martino e quindi sta andando oltre ogni più rosea previsione. Io ho visto la partita sabato pomeriggio, il Matera di Auteri che ne dica l'allenatore poi che il campo non era in condizione, che l'arbitro era un analfabeta eccetera eccetera, vabbè queste sono scuse che lasciano il tempo che trovano. Fatto sta che il Rende con una doppietta di Coretta ha mandato a casa questo Matera che mi è sembrato veramente poca cosa, ma poca cosa perché dall'altra parte c'era un Rende che non l'ha fatto giocare, un Rende che si è imposto con la sua dinamicità, brillantezza, grande temperamento, grande cattiveria agonistica e quindi ha messo in difficoltà una squadra più tecnica. Se pensiamo che D'Urso e De Falco sono giocatori che uno arriva dall'A, l'altro arriva dalla B per andare con Auteri a Matera e fare grandi cose, io li ho visti passeggiare a Lorenzon sabato pomeriggio proprio perché messi praticamente come dire, alla berlina da gente come la Ribbi, da gente magari come Rossini stesso che si è dato da fare non poco, Blazzi a sinistra, Viterizzi a destra, insomma il Rende il giusto mix di una squadra diciamo di categoria, anche se qui dobbiamo dare quel che dicesse il direttore sportivo Martino, a Bruno Trocini e a tutti quelli che hanno collaborato, al direttore generale Ciardullo, a Franco Gagliardi, insomma un mix di gente che conosce e sa di calcio che hanno portato giocatori importanti a Rende che si stanno mettendo in evidenza che all'inizio di campionato ahimè ai noi erano sconosciuti. La parola a Martina a questo punto io direi o no? Certo. Poi vediamo gli highlights. Allora ricordiamo Rende Matera 2-0, doppietta di Goretta. E il secondo sul calcio di rigore. Sentiamo Martina e poi gli highlights. No, innanzitutto grazie per l'invito. Prego, doveroso. Ci godiamo il momento in classifica anche se sappiamo che da qui al raggiungimento dell'obiettivo che è comunque la salvezza ci sono ancora molti punti in ballo. La partita contro il Matera è stata una partita importante, affrontata a colpito giusto come al solito. Abbiamo la fortuna di avere con noi un allenatore che sicuramente farà parlare di sé, lo sta facendo adesso e lo farà in seguito, che è Bruno Trocini con tutto il suo staff, perché sta dimostrando di essere davvero un allenatore che merita tutte le attenzioni. E noi pensiamo già alla prossima, che è una partita importantissima contro la Casertana. Di questo ne parleremo dopo. Forse, direttore, mi sono dimenticato qualcuno, tipo il preparatore d'Atletico, sì. Michele Bruni, che salutiamo, il nostro amico Michele, tutto lo staff tecnico, Alessandro Greco, quello dei portieri. Però insomma avete costruito un ottimo staff tecnico che al momento sta dando frutti importanti. Assolutamente, lo staff è tutto il contorno e il segreto di questa squadra. Dal presidente che dà una serenità unica, al direttore Fabio Coscarella, che salutiamo. Fabio Coscarella, al direttore generale Ciardullo, a Max Ginobili che è l'allenatore in seconda, Alessandro Greco che penso sia uno dei migliori allenatori di portieri che c'è nella categoria, allo staff sanitario,
abbiamo il dottor Ciatti, un giovane di Viterbo, abbiamo Pino Suriano, quindi c'è competenza e questo più o meno credo sia la nostra fortuna e i giocatori respirano questa serenità e danno il massimo quando vengono chiamati in causa. Silvio, io devi fare una cosa, devi andare a vedere gli highlights e poi entrare in argomento Tommaso Napoli e Aldo Cenno. Certo, ha parlato di commentiamo. competenza, sottolineiamo questo termine che il direttore sportivo ha parlato di competenza, c'è competenza. E allora andiamo a vedere gli Guardiamo highlights, gli così il René direttore Matera. sportivo Martino mi aiuta a commentare la partita. Ecco qua, allora possiamo partire, Enzo Leonetti in regia, Michele Cava che guida la camera, la messa in onda come al solito Giuseppe Costanzo, Matera in maglia azzurra e Rende con la solita maglia biancorossa, strisce orizzontali, i pantaloncini rossi, c'è un tiro dalla distanza di un giocatore del Matera. Io poi c'ho ancora qui la distinta e non so dove l'ho lasciata perché il Rende c'è giocatori molto molto giovani, qui c'è Godano che praticamente riesce a fare un tunnel su Casoli, a crossare e poi arriva Actis e Goretta e la mette dentro. Ecco qua, Godano che crossa dalla destra, Actis Goretta anticipa il difensore centrale. C'è da dire che il Matera era un po' in formazione rimaneggiata, però insomma è stata messa alle corde dalla formazione di Bruno Trocini. Qui c'è un calcio di punizione dalla destra, c'è un colpo di testa che termina alto sulla traversa da parte del Matera. 1-0 dicevamo il primo gol di Actis Goretta. E naturalmente ci si aspettava una reazione del Matera, qui c'è Giovinco che calcia con un pallonetto e la palla si stampa sulla traversa. Questa è stata forse l'azione più importante, direttore se vogliamo, da parte del Matera e poi c'è stata anche una semirovesciata di Giovinco che è il portiere forte poi nel secondo tempo. A dire la verità ne hanno avuto anche una importante nel secondo tempo dove... Ecco, qui c'è un giocatore da Rende che ti raddoppiano sempre, ti triplicano, ti pressano e praticamente non ti danno mister del Napoli il tempo di giocata, il tempo di pensare. Soprattutto se hanno giocatori che tecnicamente sono... Ecco, qui c'è una mischinaria che viene praticamente, forse questa è un'altra però, era una mischia sporca se vogliamo, su un calcio di punizione, qui l'arbitro poi comanda una punizione a favore del Rende, ancora un cross in aria e qui dovrebbe esserci, se non vado errato, l'azione del rigore. La vogliamo spiegare, direttore Martino? Punizione per il Rende, poi chi va giù? Poi va giù Gigliotti, l'arbitro ha preso la giusta decisione e poi sono felice perché Gustavo Goretta si è sbloccato con la doppietta dal dischetto e la palla... per noi questo è fondamentale perché Gustavo trova il gol nel professionismo, lo doveva trovare prima, per come è generoso, è un giocatore per noi fondamentale per prestanza atletica e per senso di sacrificio. Ecco, questo è il pallonetto di Giovinco, però sbaglia lì, forte, gliela consegna praticamente nelle mani, però non mi pare che questo Matera abbia fatto chissà quale cross, ripeto, forse perché è stato un Rende volitivo e determinato che ha impedito alla formazione di Auteri di giocare a calcio come sa, perché onestamente la qualità e la tecnica nel Matera c'è, però bravo, dobbiamo dare un bravo alla Rende per quello che ha fatto vedere, per questo 2-0 che poi allunga i risultati positivi perché il Rende veniva poi dalla vittoria in trasferta di Monopoli. Possiamo tornare in studio allora? In studio, diamo la parola a mister Napoli. Ok, Tommaso, allora hai visto gli highlights? Guardando un po' gli highlights della partita, sì, c'è stata qualche occasione da parte del Matera, però chi ha concretizzato tra le due squadre è il Rende. Poi il rigore dubbio o non dubbio che sia, io penso che abbia meritato il risultato che poi al 90esimo si è maturato della vittoria. Ma so dei ragazzi, alcuni li conosco perché li ho avuti anch'io con me a Cosenza. Sono ragazzi che hanno voglia, hanno fame, hanno motivazione e hanno, come ha detto prima il direttore, un gruppo di persone che sanno lavorare e che sanno fare calcio. In più c'è la tranquillità perché io penso che credo che sempre il primo obiettivo del raggiungimento da parte del Rende è sempre quello di arrivare ai 42-43 punti, poi dopodiché diciamo che diventa tutto divertimento perché diciamo che la sorpresa di questo campionato girone C. Però io conoscendo lo staff tecnico penso che prima di ogni cosa è il raggiungimento dell'obiettivo dei 43 punti.
poi tutto quello che viene dopo è tutto di guadagnato. Io stavo guardando Tommaso, stavo guardando qui la distinta del Rende, Godano 97, Boscaglia, dunque Boscaglia 96, Sansone 97. Voglio dire, c'è una nignata di giovani interessanti. direttore, Tu dicevi qualcuno l'ha avuto pure a Cosenza. Soltanto sottolineare, tra le altre cose c'era pure Marchio che, in panchina, vabbè Marchio è 91, Piromallo è 93, però insomma. Penso che prima di sottolineare il discorso di fasce di età, Sì? secondo me bisognerebbe mettere anche in risalto che sono tanti ragazzi che vengono anche dalle categorie inferiori. Sì, Forse questo lo abbiamo sempre detto. Forse qualcuno forse non lo ricorda, perché alcuni ragazzi vengono anche dal campionato di eccellenza. Sì, a Rocella giocava mi pare la Ribbi l'anno scorso, a Rocella Ionico. Bazze in eccellenza. Lo stesso Goretta l'anno scorso giocava in Serie D. Giocava con noi, sì. Per cui sono tanti ragazzi. Sansone viene dalle giovanili della Procosenza, Sì. 97. Sono tutti ragazzi che hanno una grande predisposizione. Boscaglia 96. Una grande predisposizione a ricevere quello che è il lavoro dello staff tecnico e soprattutto hanno voglia di emergere, hanno fame di arrivare in alto. Aldo. Ma il Rente è un esempio per le cose che avete detto, Franco ha fatto bene a leggere anche l'età dei ragazzi, è un esempio per il calcio calabrese e non solo calabrese, perché sta a dimostrare che quando si punta sui giovani c'è il sale del calcio, cioè si esalta il calcio, perché i giovani sono quelli che portano... Aldo, perdonami, non è soltanto il mix soltanto dei No, giovani, no, sto arrivo. hanno preso anche un ragazzo che io conosco abbastanza bene, che è Pambianchi. Quest'anno era stato scartato da tutti come difensore Perciò centrale. arrivo. Ed è uno dei Non è migliori della l'ultimo- categoria. non è E l'ultimo questo arrivato. deve essere Non è che sia giovane, un merito che va a persone che sono cose, io li chiamo caserecci nostri, Bravo. gente nostra. Lui di Crotone, c'è Ardullo. c'è Modesto, c'è Gigi De Rose, c'è Gigi Gagliardi, De Rose pure, c'è Franco responsabile Gagliardi, c'è Titti Branda, c'è Bruno, c'è Brunello Trocini. Io ho fatto un post, ho detto Brunello 2, Trocini 2, Auteri 0, perché l'ha vinta Brunello anche la partita per conto. Anche se era squalificata in tribuna dall'altra parte e passeggiava nervosamente. Vabbè, ma, Per cui è Ginobili, bisogna per cui dare. Franco, quando si lavora e il cuore batte, perché questi che sono arrendi, il cuore le batte, perché sono cosentini, sono rendei, sono nostri, fanno un buon lavoro. Io penso sempre che queste cose bisogna saperle fare. Io penso che Cosenza, la provincia di la Calabria, ha tante risorse. Se noi dovessimo mettere in giro tante persone brave ad andare a visionare i ragazzi, Tommaso può essere un grande esempio. Probabilmente Tommaso avrebbe la possibilità di scoprire tanti talenti che servirebbero a tante squadre calabresi. Bene. Che senza soldi, senza risorse potrebbero attingere da questi ragazzi, perché poi si mettono sul mercato e riescono poi a raggiungere obiettivi importanti, e servono anche per fare non solo fare cassa, ma non solo per fare cassa, ma per fare anche bella figura. Il Rende sta facendo bella figura perché ha programmato bene, ha detto prima una frase, lui quando competenza, programmazione e soprattutto serietà e senso della maglia che indossi, altrimenti il calcio non se ne fa. Il Rende non è più una sorpresa, è una realtà, e quando si è realtà il Rende arriverà tranquillamente ai playoff tra le prime 4-5 squadre di questo campionato. Aldo, permettimi, vorrei aggiungere, Scusami, e concludo. Prego Tommaso. Però forse è sbagliato dire sono calabresi e ci mettono più voglia, no. Quelli che Perché hanno giocato nella io ti squadra. posso garantire che anche quelli che non sono calabresi e giocano per una società, perché sono dei professionisti, io penso che ci mettono l'anima. Io ti dico, non penso che nel Rende ci sono soltanto dei calabresi. Chi ha giocato nel Cosenza, chi ha giocato nel Cosenza e ha fatto carriera è un calabrese per me, perché c'ha il sangue diciamo combatte. che, Tu hai giocato nel perché tutti? Ma io sono siciliano, però dico, però voglio dire, perché tu hai gli stessi stimoli che ho io ho lo stesso senso dell'attaccamento che ho io, perché sei un professionista, hai giocato, sei stato bene, hai fatto carriera, e quindi come fai a non essere tifoso del Cosenza? Ecco perché dico che anche tu hai bisogno di essere valorizzato, perché non meriti di stare in panchina, meriti di avere anche tu qualcosa che ti sei conquistato. Perché devi stare in panchina tu e poi viene qualcuno del nord a darci lezioni di come si fa il direttore generale, il direttore sportivo o altro? O l'allenatore. Sono delle scelte che fanno, io per per questo carità. mi batto. Ci fermiamo un attimo, c'è la pausa pubblicitaria, restate con noi. Interessante il dibattito. Eh sì, continuiamo, restate con noi.
Bentornati con noi per la seconda parte di Replay. Iniziamo con ascoltare subito le parole di Ginobili, che Vediamo se abbiamo una telefonata. certo, allenatore in seconda del Rende, che sostituiva lo squalificato Trocini. Ginobili. Vediamo se arriva. Noi abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Sapevamo di affrontare una squadra molto forte, molto attrezzata, che partita con ambizioni diverse dalle nostre, quindi penso che abbiamo fatto la partita giusta che dovevamo fare, con la tensione giusta, la grinta e la voglia di portare i punti a casa. Noi abbiamo detto un po' di tempo fa che ci fermeremo un attimino nel periodo della sosta, quindi per adesso sinceramente non guardiamo la classifica, perché sappiamo che non abbiamo fatto nulla, che ancora la strada è lunghissima. Per fortuna i ragazzi l'hanno capito, lo stanno capendo, che ogni domenica sarà una battaglia sportiva, una battaglia calcistica, quindi per fare dei punti ci vuole questa grinta, questa cattiveria, questa voglia di venire fuori da situazioni difficili come si presenta ogni domenica. Quindi dai, siamo felici. Per il momento non guardiamo la classifica e ci fermeremo alla sosta. Era Ginobili allora. Sì. Allora Franco, dovremmo avere una telefonata dalla regia Vediamo. dell'ex direttore generale della Regina, Gabriele Martino. Vediamo se è in linea il direttore. Pronto? Buongiorno. Oh direttore, buongiorno, grazie per essere buongiorno. intervenuto. Qui abbiamo oggi ospite in studio l'ex allenatore del Cosenza Tommaso Napoli. Buonasera direttore, non ci sentiamo. Il suo... Pronto direttore, ci sente? Perfettamente. Poi abbiamo il suo omonimo, il direttore sportivo del Rende, Giambattista Martino, che è qui con noi oggi ospite, e il nostro Buonasera. opinionista Aldo Cennamo. Salve! Stavamo parlando e abbiamo già il parterre è di assoluta qualità, l'omonomia c'è pure. Quindi siamo Ci manca lei, dottore Martino. Abbiamo dato la copertina al Rende, direttore, perché in effetti la merita. Il Rende, che dopo aver battuto il Matera sabato pomeriggio a Lorenzon ha raggiunto la quarta posizione in classifica, e anche il Siracusa, che comunque riposava in questo turno di campionato. Allora, introduciamo prima il Rende, abbiamo già parlato, volevamo sentire anche cosa ne pensa il direttore Martino, e poi due parole anche sul derby di ieri a Catanzaro, tra Catanzaro e Cosenza. Partiamo dal Rende, direttore Martino. Sul Rende c'è da fare solo i complimenti alla società, i complimenti al presidente, alla parte tecnica, al direttore, all'allenatore, che è persona che stimo, e professionista che stimo tantissimo. Una matricola che fa risultati così importanti in casa e fuori come li ha fatti il Rende finora, ma anche attraverso un gioco fatto da calciatori sicuramente dai cognomi non roboanti, ma dalle qualità importanti. C'è solo da fare i complimenti, con particolare attenzione però a non sollevarsi troppo con i piedi da terra, perché comunque i pericoli sono sempre dietro l'angolo nel calcio e in Lega Pro in particolar modo. Però per tutto quanto fatto finora c'è solo da fare i complimenti, la vera bella sorpresa di questo girone C di Lega Pro. Per quanto riguarda invece il derby di Catanzaro-Cosenza, perché stavamo per introdurlo, direttore, lei ha visto ieri la gara? Sì. Che impressione ha tratto dal Cosenza e poi da Catanzaro? Ma intanto ho tratto una grande impressione dalla coreografia, dalla partecipazione del pubblico, che 7.000 circa. Che è già tanta cosa per un derby di Serie C. Poi mi sembra anche con grande disciplina, e da una parte e dall'altra,
e quindi i complimenti vanno prima di tutto alla tifoseria delle due società e in particolar modo a quella catanzarese perché era più numerosa. Quanto alla partita c'è da dire che diciamo, intanto si sono scontrate probabilmente due mentalità tecnico-tattiche diverse, quella aggressiva, quella offensiva del Catanzaro contro un'altra, quella del Cosenza, secondo me che mirava più a cercare di uscire indenne dal Ceravolo che non a cercare la vittoria. Mi sembra una partita giocata, anzi è stata sicuramente una partita giocata a ritmi intensi, meritatamente vinta dal Catanzaro, non me ne vogliano gli amici di Cosenza, no, ma è così. che ha cercato sin dall'inizio con più veemenza la vittoria, con maggiore aggressività, e quindi è stata una vittoria meritata, con un calcio propositivo, aggressivo e offensivo da parte del Catanzaro contro un Cosenza che sicuramente merita molto di più in classifica, visti gli uomini che la compongono, rispetto ai, se non erro, 15 punti che ha attualmente, che stenta ad avere continuità di risultati e che non può essere l'attesa di gennaio, secondo me, a risolvere le problematiche che può avere questa squadra. Quindi un derby sicuramente bellissimo sugli spalti, altrettanto c'erano una scuola di Cosenza pure una scuola di Catanzaro insieme. C'era una scuola di Cosenza, la scuola media Zumbini insieme a una scuola di Catanzaro. E qua bisogna dare atto. La società del Catanzaro ha cercato di fare le cose nel migliore dei modi. Catanzaro e a tutta la sua organizzazione di questa bellissima iniziativa che ha fatto vivere alle due scolaresche, ma ai giovani in genere delle due città, una domenica di vero sport, e di questo ce n'è bisogno non solo in Calabria ma credo nel calcio nazionale. Direttore, forse c'è Aldo Cennamo che vuole fare una domanda. Aldo? Sì, la domanda è questa. Innanzitutto sono un suo grande estimatore. La ringrazio. E quello che mi preoccupa e quello che le vorrei chiedere è come mai in questo campionato di Serie C e anche oltre una persona come lei, capace, preparata, professionalmente valida, ha vinto tanto, rimane fuori da questi schemi e non ha trovato, oppure non ha voluto trovare una squadra, quando invece c'è tanta incompetenza ed incapacità, tranne le eccezioni. Intanto la ringrazio per le parole di stima nei miei confronti. Non sono di circostanza, non sono di circostanza. Grazie. Io ho interrotto il mio rapporto contrattuale con la Regina solo il 25 di agosto, anche se poi un po' tutto il calcio nazionale sapeva ben prima del 25 di agosto che il mio rapporto di fatto con la Regina era stato già interrotto quando il Presidente della Regina presentò il 12 di giugno, se non erro, presentò il nuovo coordinatore tecnico della Regina e il nuovo allenatore della Regina senza la presenza del direttore Martino. E quindi di fatti il rapporto si era già rotto. Chiaro. Avevo avuto, ad onor del vero, qualche timida proposta, ma di quelle per le quali non mi sentivo di prendere impegni veri. A me il calcio, oltre che sul piano professionale, a me piace il calcio in quanto progettualità, in quanto programma, in quanto passione. Per cui non c'erano né ci sono state fino al momento
programmi ambiziosi e vincenti che mi hanno come dire, solleticato abbastanza. Le faccio una provocazione. Quando comprerò il Cosenza la farò venire a Cosenza. Le auguro di comprare il Cosenza al più presto. Grazie direttore, gentilissimo, Grazie. alla prossima. Grazie a lei, Arrivederci direttore. Allora insomma il direttore Martino è stato abbastanza chiaro sia per quanto riguarda il rende sia per quanto riguarda il derby che ha visto poi dal vivo ieri al Ciravo. A proposito di derby? Allora, iniziamo col guardare proprio le immagini, quindi gli highlights di Catanzaro Cosenza, finita 2-1. E poi le commentiamo insieme. Ti è piaciuto? Ok, allora possiamo partire Enzo per gli highlights di Catanzaro Cosenza 2-1 con 7.000 persone sugli spalti tra paganti e abbonati. Cosenza in maglia bianca, Catanzaro con una maglia giallorossa a strisce orizzontale, qui c'è una prima incursione di Baclet. Catanzaro, come diceva il direttore generale ex Regina Martino, molto più grintoso, determinato, una squadra che si è schierata con 3-5-2, il direttore generale lì 3-4-3, insomma cambiato anche pelle come l'ha cambiato il Cosenza anche nel secondo tempo con inizialmente 4-3-1-2, con Mungo a sostegno di Baclet, c'era anche Statella, mentre Mendicino partiva dalla panchina, non ha sortito forse l'effetto sperato, diciamo, una partita tutto sommato equilibrata fino al gol dell'ex Zanini. E qui c'è caro Tommaso Napoli, tu che fai l'allenatore di professione, un errore di reparto, non del singolo, perché non c'è Pinna da quella parte, ma c'è Baclet che deve rincorrere l'ex Zanini, il tiro che passa poi sotto le gambe del portiere Perina. Qui siamo nella ripresa, siamo sempre nel primo tempo, alla fine del primo tempo un cross dalla destra di Corsi, incornata di Calamai e la palla va sopra, urta sulla parte esterna della traversa. E qui in apertura di ripresa, qui un altro erroraccio, come ha sottolineato Braglia nel dopo partita. Dopo appena 30-35 secondi il Catanzaro si porta in avanti ancora sul 2-0, cross dalla destra, Corsi ci mette praticamente, non ci arriva Dermaco. Ecco, me lo fai rivedere Enzo, perché lì ho visto che Dermaco non arriva a prendere di testa il pallone che arriva sui piedi di Corsi, eccolo qua, Corsi che respinge con l'esterno del piede, arriva poi Letizia che pensa di trovarsi in fuorigioco, tant'è che poi si volterà verso il segnaline. Il guardalinee e poi l'arbitro invece convaliderà, quindi 2-0 con gol di due ex giocatori del Cosenza, Zanini prima al 30° del primo tempo e poi al secondo della ripresa, in apertura di ripresa, il raddoppio di Letizia. Cosenza che poi cambierà praticamente qualche giocatore, però non è stata poi nel secondo tempo una partita gagliarda se non per qualche tiro come questo di Baclet. Una partita che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi del Cosenza. Ieri all'arrivo del pullman nel piazzale del San Vito Marulla qui c'è un tiro di Zanini, sempre lui, Perina vede in ritardo la palla che si stampa sul palo, sarebbe stato il 3-1 per il Catanzaro che chiude in attacco. E stavo dicendo, cara Silvia, ieri c'è stata una contestazione da parte di un po' di tifosi, e non tanti per la verità, quando è arrivata la squadra, i giocatori sono stati praticamente contestati, così come anche il DS Trinchera, insomma ne hanno avuto un po' per tutti i giocatori e quindi qui vogliono... c'è il gol di Dorazio. C'è Baclet che dà la palla a Dorazio che insiste prepotentemente, ma Mendicino ancora Dorazio che di destro poi la mette dentro, ma era già tardi perché eravamo sui titoli di coda. Allora se mi date, rientriamo in studio, 2-1 è terminata la partita, qui vediamo il replay, Dorazio di destro che mette la palla sotto l'incrocio di Nordi, quindi 2-1, il Catanzaro si aggiudica il derby. Mi è piaciuta molto, devo dire che la direzione arbitrale, Viotti è stato veramente bravo. Stavo dicendo c'è stata questa mini contestazione, ieri è appena rientrata la squadra e chiaramente il pubblico di Fede Rossoblu non è assolutamente contento di quello che è stato il risultato finale del derby e anche sui social si è scatenata la fine del mondo. Basta andare su Facebook, su Twitter, insomma,
chi più ne ha più ne metta, è entrato in campo, Silvia, anche il sindaco della città di Cosenza, Mario Chiuto, con un post che praticamente qualche messaggio lo ha mandato a dire. Vai. Sì, allora andiamo proprio a leggere questo post del sindaco Mario Chiuto, che fino a questo momento forse non si era mai realmente... No, ma lo spiega perché. Allora, andiamo a leggere. Andiamo via dallo stadio Ceravolo delusi da una sconfitta che rispecchia una brutta prestazione del nostro Cosenza. Complimenti al Catanzaro per il risultato meritato e alla società per l'accoglienza che ci ha riservato. Un ringraziamento va ai nostri tifosi che continuano a credere nei colori rossoblù e seguono la squadra anche nelle trasferte più difficili. Inutile negare però che dalla squadra ci aspettavamo una maggiore determinazione. Il Cosenza non merita questa classifica e d'ora in avanti gli uomini di Mister Braglia dovranno sfoderare la grinta dei veri lupi. Dopo il 2011, quando avevo preso l'iniziativa per la costituzione della nuova società e dopo il periodo di Stefano Fiore, sono stato rispettoso e non invadente e ho dato una mano sempre e solo su richiesta, ma adesso è necessario dare una scossa. E quindi sono seguiti tantissimi post ieri. Esatto, a questo post sono seguiti anche quello di Aldo, no? Numerosi commenti, tra cui appunto quello del nostro Vogliamo amico. dargli la parola? Certo, un paio Aldo di minuti Zennamo, perché lo vedo abbastanza carico, Aldo, agguerrito. e lui oggi veramente ne ha ben donde. Vai, No, Aldo. io seguo molto quello che la saggezza del sindaco, quindi lo seguo sui social. Quindi Salutiamo Mario anche Chiuto. di persona, perché è un sindaco, un grande sindaco, quindi si sente proprio il rammarico che lui in questo suo dire c'è. Ma il rammarico è di tutti, perché quando si perde un derby, caro Franco, tu mi insegni che rimane negli annali, ti rimane sempre impresso nella mente. Perdere col Catanzaro per noi cosentini è come perdere la Coppa dei Campioni, diciamolo chiaramente. Io ho fatto anche un richiamo, un'attenzione al presidente Guarascio, perché è stato molto attaccato, molto criticato, anche volgarmente. Queste cose a me non mi piace. Chiaro che il presidente ha le sue responsabilità. Io gli ho detto al presidente che in questo momento che deve assolutamente dire che lui ha sbagliato nel scegliere allora i suoi collaboratori all'inizio del campionato. Si è sbagliato, si può sbagliare, un imprenditore può sbagliare, quando sbaglia recuperi. L'umiltà del presidente c'è, non c'è dubbio. Lui deve assolutamente recuperare questo discorso e lo recupera nel momento in cui ha mandato via Fontana e tutto il suo staff. Lui ha fatto già un movimento, ha messo in campo un uomo come Braglia, un grande allenatore, un professionista, una persona capace, non si può discutere Braglia. Deve fare di Braglia il Ferguson della situazione, diciamolo chiaramente. Il Cosenza può recuperare ancora, può andare nei playoff, come ci può andare? A gennaio c'è il mercato, si vanno a comprare 3 o 4 giocatori importanti. E il presidente deve fare questo passo, deve dirlo, che lui vuole portare il Cosenza nei playoff. Fatto questo passaggio, immediatamente si deve ricostruire, programmare per il prossimo anno. E nel momento in cui si programma, si deve trovare il modo come dire alla città, e lui lo può fare, perché il sindaco gliel'ha mandato il messaggio. Il sindaco gliel'ha mandato, lui può dire alla città: signori, quest'anno andrà così, arriveremo forse nei playoff perché a gennaio faremo quello che dobbiamo fare. Da giugno in poi, appena finisce il campionato, incominceremo a programmare, a costruire una squadra, perché io voglio tentare di portare questa squadra in Serie B. Se questo passaggio c'è, e la stragrande maggioranza dei tifosi è col presidente, per chi riconosce professionalità, onestà soprattutto, ha messo anche molti soldini e purtroppo ha sprecato perché qualcuno lo ha tradito nel momento in cui è andato a comprare alcuni giocatori che non sono da Cosenza, caro Franco, diciamo la verità come sta. Lui deve fare questo. Se non va questo passo, il sindaco il messaggio ce l'ha mandato, sicuramente l'amministrazione comunale, il sindaco e tutti quelli sapranno come recuperare questa situazione. E purtroppo non vorrei che il presidente Guarascio ne pagasse le conseguenze. Tommaso. Allora, sì, Tommaso. E poi Martino che era allo stadio ieri. Questo è stato un derby giocato, come abbiamo detto, davanti a un pubblico numeroso. Ricordiamo più di 500 tifosi rossoblù al seguito. Che sono entrati poi stranamente dopo 20 minuti. In ritardo, che ha visto probabilmente un approccio un po' sbagliato alla gara, che ha subito un gol a metà del primo tempo e che ne ha subito un altro a inizio ripresa, che ha tagliato completamente le gambe alla squadra di Mister Braglia. Poi il mister ha provato a rimescolare un po' le carte, ha messo dentro Mendicino, Caccavallo e Dorazio,
però forse a quel punto era troppo tardi, è arrivato questo gol al 95esimo, però la partita ormai era già archiviata. Ma io penso che dal punto di vista dell'approccio iniziale credo che non ci sia bisogno di caricare più del dovuto quello che è un derby sentitissimo, come Catanzaro e Cosenza. E di conseguenza penso che hanno forse subito il gol con una difesa schierata, poi tra l'altro, per cui lì ci sono degli errori più oltre che del singolo anche di reparto. Direi forse che l'approccio sbagliato è stato quello del secondo tempo, perché dopo 20 secondi dove un allenatore, penso, all'interno di uno spogliatoio dà delle direttive o dà degli accorgimenti tattici, oppure anche uno spronare anche la squadra a dire non molliamo, perché io ho visto che tutto sommato la squadra ha avuto anche delle buone occasioni, a differenza del Catanzaro non è riuscita a concretizzarli, non è stato lì soltanto a guardare e basta. Per cui forse mi arrabbierei da allenatore più dell'approccio iniziale del secondo tempo, dove ancora una volta si è subito il secondo gol e dopo il 2-0, dove subentra da parte del Catanzaro la voglia di portare a termine un risultato importante, perché non è una partita da 3 punti, un derby è sempre una partita non da 6, forse anche da 12 punti, dico sempre io, perché come ha detto Aldo Cenamo, dice preferisco, dice, come una partita di Champion, e diventa più difficile magari recuperare, cosa che hanno fatto nella parte finale, di accorciare le distanze, ma come aveva detto il direttore prima, ormai era troppo tardi per recuperare. Tomma, scusa, non voglio essere cattivo, ma ti dico una cosa. Aldo, che dobbiamo sentire Martino, che ieri era allo stadio. Se non hai cattiveria, se non hai cattiveria, no, ma con il derby con il Catanzaro, che voglia hanno i tifosi di sostenere più questa squadra, questi giocatori? Se non ti viene la cattiveria, col Catanzaro ti deve per forza, tranne che tu non hai voglia proprio di fare quello che hai fatto, Franco. Scusami, la cattiveria, sì. Io sono cattivo in questo momento, però la cattiveria i giocatori non l'hanno messa in campo. Io ti rispondo in maniera diversa, prima da ex calciatore, adesso da allenatore. Io dico che la cattiveria agonistica in una competizione di 11 contro 11, dove tu hai dei duelli all'interno del terreno di gioco, quella deve venire a prescindere che sia un derby che giochi contro l'ultima classifica, la parte no, e che devi sempre avere durante l'arco dei 90 minuti. È normale che bisogna avere rispetto anche delle squadre che vai a incontrare. Ci mancherebbe. In quel momento lì magari c'è stata più determinazione, perché io non penso che i ragazzi del Cosenza siano entrati così, alla vogliamoci bene, non penso, forse hanno trovato una squadra più determinata rispetto al Cosenza stesso. Perciò in questo momento bisogna dire bravi a quelli del Catanzaro, perché hanno vinto. Ci mancherebbe, hanno vinto. A prescindere che il Cosenza poteva anche pareggiarla se non subiva il gol iniziale, perché secondo me la partita si è conclusa sul secondo gol subito dopo 30 secondi. Soprattutto conoscendo, perché ci ho giocato anche tante volte contro, Mister Braia, non è uno che lì all'interno sta con le mani in mano, ma penso che l'aveva anche già spronati. Allora forse da allenatore, per cui non più da calciatore ma da allenatore, mi arrabbierei se nel momento in cui tu subisci un gol dopo 30 secondi in una partita che già bisogna stare attenti e concentrati nei 90 minuti, anche se dovessi giocare con l'ultima in classifica, soprattutto se giochi contro il Catanzaro, che è un derby sentite da entrambe le tifoserie. E concludo, e dove si è scomodato anche il sindaco oggi, che era un po' arrabbiato un po' per la troppo. prestazione. Ci dobbiamo fermare un attimo e rientriamo in studio per la terza parte di Replay. Restate con noi. Terza e ultima parte di Replay. Allora, stavamo parlando di Catanzaro Cosenza, volevamo chiedere appunto al direttore sportivo del Rende Martino, che ieri era sugli spalti del Ceravolo a vedere la partita, che impressione aveva avuto di Catanzaro e anche del Cosenza? Io onestamente non sarei così catastrofista, perché il Cosenza ha avuto delle occasioni da gol, ha preso delle traverse, su palla attiva grazie a determinati schemi ha lambito anche più volte il palo,
Purtroppo è un periodo che sta girando male al Cosenza, mentre voglio fare un plauso a Dionigi, all'allenatore del Catanzaro, che ha fatto scelte importanti. Ieri ha giocato un derby con 2,98 e un 96. Parliamo di Nicoletti, esterno sinistro, che è un ottimo giocatore della Nazionale Under 20. Poi ha promosso Marin, 98, interno di centrocampo. E ha tenuto Icardi in panchina. E ha tenuto Icardi e Maite in panchina. Ha giocato Corriggio, 96. Cioè, ha dato fiducia a giovani in un derby. Mentre il Cosenza magari giocava solo con un 96, che è fortissimo per me, che è Palmiero. Quindi non è vero che i giovani non sono adatti a determinate piazze, a determinate partite. E questo per me è da evidenziare. Mentre il Cosenza, lo ripeto, è un periodo sfortunato, un'ottima squadra, perché questi giocatori presi singolarmente secondo me possono davvero giocare in ogni squadra. E in questi anni da Cosenza sono passati giocatori che adesso hanno rafforzato il Catania. Tedeschi, facciamo i nomi, Tedeschi e Blondetti. Tedeschi, Blondetti, Accetta, Fornito. Hanno rafforzato il Lecce, Arrigoni, Ciancio, la Mantia è andata in Serie B. Cioè, da Cosenza sono passati i giocatori per poter vincere un campionato. Quindi è un periodo sfortunato che sicuramente si riprenderanno. E secondo me intervenire troppo sul mercato e parlarne già adesso da gennaio, per quello che posso, per come la vedo io, è sbagliato. Bisogna far gruppo, bisogna unirsi con l'allenatore e questo gruppo deve saper uscire dopo la partita contro il Real. Io ho sempre sostenuto, direttore, ho sempre sostenuto, è una mia opinione, che insomma il Cosenza deve andare, anche quando poi ha vinto sul Neoto di Siracusa contro l'Acragas e ha vinto la settimana successiva battendo la Juve Stabia, che deve camminare a fari spenti, come sta facendo naturalmente il Rende, senza grossi proclami. E io sono d'accordo con Braglia quando dice arriviamo poi a gennaio, vediamo quello che succede, perché nelle prime conferenze stampa l'allenatore del Cosenza parlava di un punto a partita. Io dico di limitare i danni, il Cosenza dovrà limitare i danni fino ad arrivare, diciamo, al calciomercato di gennaio, e poi si vedrà quello che praticamente offrirà il mercato. Ma sempre a fari spenti, perché sono d'accordo che ieri diciamo, il Catanzaro ha messo maggiore cattiveria agonistica, maggiore intensità, il Cosenza in alcune fasi della gara mi è sembrato un po' svogliato, però è anche vero che qualche occasione con Baclette l'ha creata, di testa, il tiro che Nordi ha respinto tuffandosi in angolo, il gol che è arrivato negli ultimi minuti di Dorazio, e quindi insomma non carichiamo, l'ho sempre detto e lo dico ancora una volta, di troppa responsabilità a questa squadra, che altrimenti insomma poi i risultati negativi potrebbero ripetersi. Quindi è una squadra che va solamente, a mio modesto avviso, aiutata in questo momento proprio dal punto di vista mentale, perché a volte è scarica psicologicamente. Andiamo a sentire, vai Tommaso. Prego Tommaso. Soltanto una cosa, io sono invece dal parere che subentrando a un altro allenatore al momento, io devo cercare di valorizzare queste persone qui, perché se hanno avuto un momento di difficoltà, io devo lavorare con questo gruppo fino a gennaio o anche, possibilmente anche fino alla conclusione della stagione. Non andiamo già subito all'esame di riparazione. Mister, l'ha detto prima Martino riferendosi alle dichiarazioni del Braglia del post partita, che adesso sentiremo. Posso da addetto ai lavori dire che non concordo con il mister? Ci mancherebbe altro. Allora dico no, perché io devo valorizzare quei giocatori che sono stati scelti, anche perché, ripeto, li ho lì nel gruppo, perché non è detto che questi ragazzi non possono dare delle grandi soddisfazioni fino alla conclusione del campionato. Ci sono dei problemi e ci sono dei problemi da risolvere, per carità di Dio, che ripeto, come ho detto prima io e ha sostenuto poi anche, sono stato avallato dal direttore Martino, che questa partita di ieri non è che è stata una partita bruttissima, diciamo che vado a condannare magari il secondo tempo iniziale e gli errori commessi. Sì, ci stanno, perché se non ci sono degli errori non ci saranno i gol, ma soprattutto all'inizio del secondo tempo, dopo che tu risali dagli spogliatoi per cercare di riprendere di nuovo questa partita, non subire quel gol dopo 30 secondi, ma magari lo puoi pure subire fra 20 minuti del secondo tempo. Allora, però io sono invece del parere che bisogna ancora tuttora cercare di dare fiducia anche a quelli che in questo momento sono al di fuori,
che non stanno giocando da parecchie partite, che devono dare il massimo anche perché sono stipendiati e devono dare il massimo sempre. Poi se alla riapertura delle liste c'è bisogno che qualcuno magari vuol cambiare aria oppure vuole perché possono riprendersi e possono dare delle grandi soddisfazioni. Io in questo momento sono arrabbiato per loro, perché possono dare tante di quelle risposte, perché sono bravi, sono dei giocatori che ogni allenatore vuole avere nel suo scacchiere degli 11 e dei 22, devono ritrovare loro la serenità e soprattutto la compattezza in ogni singolo giocatore e poi anche di gruppo, perché lo sono, perché lo hanno dimostrato, e devono dare prove e dimostrazione che questi ragazzi sono bravi e lo devono fare attraverso, sapete che cosa? Non attraverso i giornali, attraverso le televisioni. Io in questo momento sono arrabbiato per loro perché possono dare molto di più, ma soprattutto attraverso il rettangolo di gioco. Soltanto così noi possiamo dare delle risposte, sia da calciatori sia agli allenatori. Per cui scusate il mio sfogo, ma perché sono arrabbiato per loro. Questo datemi la camera, questi sono i consigli di Tommaso Napoli. Adesso... No, non sono consigli, sono soltanto delle considerazioni. Va bene, considerazioni. Aspetta, Aldo dopo abbiamo... Ascoltiamo un attimo le parole di mister Braglia. Arrivano. Ecco qua. Io penso che quando si perde qualche errore uno lo fa. Noi abbiamo fatto degli errori e purtroppo ci sono costati cari. Tutto qui, non è il caso di guardare bene le cose che non vanno. Abbiamo ancora un mese di più di tempo per arrivare a gennaio e poi abbiamo cercato di riaprire la gara, perché poi in fondo il secondo gol l'abbiamo preso pronti via. Secondo tempo non è passato nemmeno, penso, un minuto, abbiamo preso gol e questo ha pregiudicato poi anche tutto il secondo tempo, i cambi e tutto il resto. È chiaro che il campo era molto pesante e qualcuno dei nostri fanno fatica, però noi una partita importante, era una partita importante per tutti, l'impegno c'è stato, però è chiaro che dobbiamo migliorarci ancora tanto. Abbiamo lottato, abbiamo fatto una gara alla pari con loro, poi a volte gli episodi cambiano le partite. Allora Aldo, il mister Braglia dice che comunque c'è stata determinazione, tu dicevi che non c'è stata cattiveria, invece lui dice che comunque c'è stato il massimo impegno da parte di tutti e che gli episodi comunque delle due reti hanno condannato poi l'andamento della partita. Rispondi su questo e poi ti volevo anche ricordare che il Cosenza mercoledì giocherà a Catania in Coppa Italia. Quindi, alle 20:30. Ma io devo dire che dissento molto su quello che mister Braglia ha detto. Voi sapete che per me Braglia è il numero uno di questa categoria, per cui non mi vergogno a dire, però in queste dichiarazioni ci trovo molta contraddizione per quello che ho visto io. Se questi giocatori, come diceva Tommaso prima, devono essere stimolati o non stimolati, ma che possibilità migliori avranno questi giocatori se non quella di giocare un derby con il Catanzaro e dare l'anima e dare tutto? Se non hanno dimostrato, caro Tommaso, mi assumo la responsabilità di quello che dico, questa cattiveria agonistica, questa determinazione, questa forza, questa voglia di voler vincere questo, ma poi perché poi lo puoi anche perdere e i tifosi ti apprezzano e ti applaudono anche quando perdi, quando ci metti quello che ti dico io. Come lo potrai dimostrare più tutto questo? Non lo potrai più dimostrare perché il derby con il Catanzaro, ti ripeto, per noi è come vincere la Coppa dei Campioni. Se tu ci fai perdere un derby giocando in questa maniera male, perché il Catanzaro ci è stato superiore in tutto e ha detto bene Martino che Dionigi ha fatto una bella formazione e ha messo in campo anche 3 giocatori bravissimi, 3 ragazzi, rischiando, perché se Dionigi perde avendo 3 ragazzi in campo 98. Rischia la panchina, perché Dionigi si giocava la panchina col Cosenza, per chi non lo sa. Se il Dionigi avesse perso, il Dionigi si trovava il Catanzaro di nuovo con l'allenatore che è stato cacciato. Quindi questo Braglia deve farsi la mia colpa, e che probabilmente anche lui ha fatto qualche errore, perché questo Statella in attacco
Sacco onestamente a me non è piaciuto, questo Barclay che deve andare a recuperare il difesa a me non è piaciuto, cioè, sono cose tecnicamente che uno che conosce il calcio, io lo seguo il calcio, li vede, però non ho visto se questa cattiveria non c'è stata in questo turno, vuol dire che questi giocatori non meritano la maglia del Cosenza. Ok. Io così la vedo. Grazie Aldo. Ascoltiamo il Ma è tecnico. bello perché il dibattito, perché chi la pensa in un modo, chi in un altro, chi la vede, che vede una partita in un modo, chi la vede in un altro. Abbiamo sentito anche Bragli, adesso? Ascoltiamo il tecnico del Catanzaro Dionigi. E adesso Dionigi, vediamo che dice È stata Dionigi. penso una vittoria dove oggi c'è stato tutto quello che un allenatore vorrebbe vedere dalla propria squadra. C'è stata cattiveria, c'è stata corsa, c'è stata intensità, c'è stata una fase difensiva direi impeccabile, c'è stato soprattutto il primo tempo una manovra fluida dove siamo riusciti varie volte a mettere in difficoltà. E c'è stata la voglia di soffrire, c'è stata la voglia di vincere la partita, c'è stata la voglia di andarli ad aggredire in tutte le parti del campo, di non farli giocare, di non farli respirare, e poi è normale, avevamo di fronte una squadra costruita per puntare a vincere la Serie B e io con i miei ragazzini, i miei ragazzotti ci siamo andati a muso duro, ci siamo andati con rabbia, penso una vittoria meritata sotto tutti i punti di vista, senza prova d'appello, ecco. Allora Franco, Aldo non mi ha risposto, rispondimi tu. Catania Cosenza mercoledì sera. Catania Cosenza mercoledì sera, non so. Vabbè. Era preso da Braglia. Era preso da Braglia. Era preso da Braglia, non solo l'allenatore del Cosenza che intenzione ha per quanto riguarda la Coppa Italia, ma penso che farà giocare gran parte di quei giocatori che finora sono rimasti in panchina, mi riferisco a Boniotti, Pascale, Pasqualoni, Saracco, che ho visto anche un po' Perina, voglio dire, sul primo gol e sul secondo che è arrivato un po' in ritardo, ma anche sul palo che ha preso e ha colpito Zanini. Presumo che ci sia Saracco come ha sempre giocato in Coppa Italia e vedremo quello che succederà. Le dichiarazioni dell'AD del Catania Calcio di Pietro Lo Monaco, che salutiamo, il nostro amico, dice che il Catania ha intenzione di superare il turno, per cui penso che avendo una rosa di ben 30-32 giocatori, lì non c'è giocatore, voglio dire, di fascia A o di fascia B, sono tutti sullo stesso piano, che se non gioca Caccetta c'è Lodi, se non c'è Lodi c'è Mazzarani, in avanti se non c'è praticamente Ripa e può giocare, chi è l'altro direttore? Russotto, no? Russotto. Di Grazia, Russotto, Di insomma Grazia. chi più ne ha più ne mette in difesa, c'è Blondette che in questo momento è infortunato, ma c'è Bogdan, c'è Aia, c'è Tedeschi, insomma è una buona squadra che potrebbe militare tranquillamente nella media classifica di Serie B. Seguiremo anche questo discorso di Coppa Italia e poi naturalmente sono anche curioso di vedere il Cosenza come reagirà, come diceva giustamente prima mister Tommaso Napoli, quella che è stata la sconfitta di Catanzaro in questo derby, perché insomma reagendo poi sul terreno di gioco e magari credendo maggiormente nelle proprie possibilità e avendo maggiore fiducia in se stessi, io penso che qualcosa di buono si potrà fare. Passiamo adesso a commentare Lecce-Reggina. Ah, che bella partita! Succede tutto nel primo tempo, la Reggina era in vantaggio per 2-0, doppietta di Bianchimano e si è fatta raggiungere subito da Lecce con Torromino, Ciancio e in ultimo Zonev. Qui c'è un gol annullato a Di Grazia per una posizione di fuorigioco che viene rilevata dall'assistente dell'arbitro. La Reggina in maglia bianca, Lecce solita maglia a strisce verticali giallo-rosse e pantaloncini rossi. Dicevi bene, Bianchimano, questo è un ragazzo scuola Genova da tenere veramente d'occhio e che ogni allenatore in questo momento vorrebbe avere, anche perché potrebbe militare benissimo in categoria superiore. Qui c'è un cross dalla destra di Marino, Bianchimano ci mette il piatto destro, il drop. Grande gol, bravo Tommaso, mette la palla alla destra del portiere Perucchini che si allunga ma non arriva. Non arriva perché è il lato del palo opposto. Palo opposto, bravo, non arriva perché è il palo opposto. Sempre ha sbandato il Lecce ma ha avuto un grande Arrigoni che praticamente in mezzo al campo ha orchestrato, diciamo, nella zona nevralgica. Qui c'è un calcio di punizione sempre di De Francesco che termina alto sulla traversa, Lecce in attacco, un tiro dalla distanza termina alla destra del portiere e qui c'è il secondo gol di Bianchimano. Sul filo del fuorigioco, vogliamo rivederlo, qui la Reggina e Maurizio aveva in mano questa partita veramente importante per la gioia dei pochi tifosi Amaranto. Molto al di là. Bisogna vedere quando parte ecco, poi vediamo se Enzo Leonetti ce lo fa rivedere. E qui c'è il primo gol di Torromino, reagisce il Lecce
alla grande. Torromino è un giocatore di Serie B, insomma, lo conosciamo un po' tutti, veramente bello il gol di Torromino. Oltretutto c'è queste giocate che si accenta Esatto, e parte dall'esterno, si accenta e qui... converge e poi tira. Ma il gol più bello secondo me l'ha messo a segno l'ex giocatore del Cosenza Ciancio. Ecco qua, Tommaso. Gran gol. Gran gol. Gran gol. Gran gol di Ciancio e qui Il balzo ha tirato subito. Eurogol. un Eurogol di Ciancio, quindi sul 2-2 vediamo il replay. Nessuno va a chiudere lì, vedi la palla che esce, Ciancio si avventa come un palco sul pallone. E alla sinistra finisce alla finestra di Cucchietti, gran bel gol 2-2 e poi arriverà il 3-2, come diceva Silvia nel presentare questa partita. C'è un calcio di punizione che viene battuto da Zonev e la palla terminerà poi nel sacco. Vediamo che l'arbitro concede la punizione. Ci sta tutto il fallo. Ecco mister, il gol di Zonev. Punizione E lì magistrale. secondo me è un po'... Portiere. 3-2 per il Lecce. La barriera che sia un po' girata forse. Nel secondo tempo Perché loro Franco hanno succede ben allungato. poco. Sì, sì, possiamo Quindi tornare in possiamo anche studio. rientrare in studio. Allora, fil di Giovan palla. Battista, volevi intervenire? Sulla regina partita? che vogliamo dire su questa partita? La regina... 2-0, aveva forse assaporato il gusto dolce, non dico forse della vittoria ma anche del pareggio, Anche del pareggio. Maurizi. La regina è una squadra giovane, giovanissima. Poi l'avete battuta qui a Lorenzo. Noi l'abbiamo battuta, è una squadra costruita bene perché hanno tanti giocatori che sicuramente avranno mercato. Bianchimano, Tulissi, Bezziccheri, De Francesco, Marino 98. Porcino, a me piace molto Porcino. Porcino, il portiere Cucchetti. Cioè è una squadra che sicuramente ha un valore, è una squadra giovane, ci sta che non ci dovrebbe stare che a Lecce ti recuperano 3 gol in un tempo. In un tempo? Cioè. 20 minuti. In 20 minuti, però il problema delle squadre giovani può essere anche questo, squadra forte, costruita bene, è questo. Ascoltiamo le parole di Maurizi, tecnico della regina. Vediamo Maurizio cosa ha detto. Le partite non finiscono mai e quindi bisogna giocarle fino al 95esimo, quindi anche se stavamo sopra di 2 gol bisognava giocare la partita sempre allo stesso modo. Il Lecce è una squadra fortissima, ottimi elementi, esperti e molto bravi, quindi non dovevamo scendere di intensità assolutamente a livello mentale, dovevamo essere sempre presenti nella partita per 95 minuti. E il primo gol ci ha creato dei problemi e non siamo stati capaci di reggere l'urto del Lecce e continuare a giocare così, come abbiamo fatto poi all'inizio del secondo tempo molto bene. Mi dispiace anche per l'espulsione perché ci ha penalizzato oltremodo. Bene, allora andiamo a vedere il prossimo turno, lo leggiamo insieme. Eh sì, poi ci sono belle partite, le Belle commentiamo. partite, sì. Andiamo a Enzo Leonetti col prossimo turno. Allora, proprio il rende, Casertana rende, Catania Agragas, Cosenza Sicula Leonzio, Fidelis Andrea Trapani, Matera Francavilla, Monopoli Juve Stabia, Fondi Lecce, Regina Bisceglie, Siracusa Catanzaro, E riposerà la Paganese. Allora, iniziamo Franco, proprio dal Rende. Il Rende va a Caserta sabato pomeriggio, vero? Sì, Alle Ma forse è più 18:30. indicato il direttore Martino Ah, no, che no. non io, che il direttore, Sì. io posso dire che la Casertana che squadra è venuta qui a Cosenza, ha vinto 3-0, aveva cambiato da poco l'allenatore, ha preso D'Angelo che era anche nel mirino del Cosenza prima che scegliesse praticamente Piero Braglia, però i risultati sono un po' alterni in quel di Caserta. Però la Casertana ha pareggiato ultimamente, è una squadra, è una rosa importantissima. Alfagheme, Ciccio De Rose di Cosenza, insomma. Alfagheme, Padovan, secondo me è una coppia d'attacco che pochi hanno in Serie C. De Rose, Rajcic come uomini di esperienza, Sì. Carriero che qui contro il Cosenza Ha al 97 ha fatto un gol strepitoso. In difesa è una squadra esperta perché hanno Reinone, a sinistra Danna, ex Cosenza, Come no? a destra hanno Galli che per me è il terzino più forte della C perché lui viene da Livorno, La Spezia, Crotone. Insomma, il direttore è preparato bene sul prossimo avversario. È una squadra importantissima secondo me. E il Rende come l'affronterà? Il Rende come al solito, con grande spirito di sacrificio. L'allenatore come al solito darà i giusti dettami alla squadra perché lui prepara molto bene ogni avversario. Sicuramente non andiamo a guardare la classifica in Saranno questo una momento. partita con 2 sistemi di gioco a specchio. Anche se hanno cambiato che loro ultimamente D'Angelo 3-5-2 Amante. D'Angelo di solito, lui è stato anche all'Alessandria credo, Sì. no? È un giovane interessantissimo, un allenatore importante. Adesso ha cambiato modulo, sta giocando
diciamo o 4-3-3 o 4-3-1-2. Quindi è passata alla difesa a 4. Di solito in questo periodo sta facendo la difesa a 4, almeno contro la Sicula Leonzio ha fatto la difesa a 4. Ha giocato con la Sicula Leonzio. Ed è una partita Poi avete recuperato, l'ho visto nei minuti finali, sabato pomeriggio contro il Matera, avete recuperato Ricciardo, che aveva avuto un infortunio, un problema muscolare. Ha avuto un problema muscolare, è rientrato gli ultimi 6-7 minuti contro il Matera. Per noi è un giocatore fondamentale, sia come giocatore sia come uomo, perché è riconosciuto nello spogliatoio come uno di quelli importanti. Come Pambianchi, come Pambianchi, che è il nostro capitano, come Ciccio Forte, il portiere, come Marchio e Piromallo, che sono quelli che trasmettono la cosentinità, perché intesa come provincia, no? La rendesità alla squadra, che per noi è fondamentale. Niente, noi andremo a Caserta rispettando molto questo avversario, che la classifica non gli rende merito, perché è una rosa che secondo me è veramente da playoff, completi in ogni reparto. Ti faccio una domanda, Sì. Si avvicina il derby, rende Cosenza. Sì. Sì, Si avvicina. Pensiamo il 3 dicembre si giocherà. Pensiamo alla Casertana. Pensiamo alla Casertana, perché è meglio, e poi una gara come rende Cosenza sicuramente non va preparata dal punto di vista delle motivazioni. E lo dicevo prima Tommaso. Almeno da parte nostra, perché i nostri giocatori sanno cosa vuol dire, e quindi questo. Però pensiamo alla Casertana. Mentre il Cosenza affronterà la sabato pomeriggio. La Sicula Leonzio io l'ho vista giocare 16:30. a Rende, sì, alle 16:30, al San Vito Marulla ci sarà Cosenza Sicula Leonzio, partita importante per entrambe, perché Rigoli si gioca alla panchina, mentre il Cosenza deve riscattare il passo falso nel derby del Catanzaro. E io l'ho vista giocare a Lorenzon, ha perso la formazione di Rigoli, però tutto sommato mi è stata una buona impressione, specialmente nei secondi 45 minuti. È una squadra che pratica un 3-4-3, c'ha Biccio Arcidiacono lì davanti, c'ha Gammone, c'ha Bollino, è gente che ti può mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Speriamo che per il Cosenza possa essere una bella giornata e possa tornare alla vittoria. Pochi secondi, Tommaso su Cosenza Sicula Leonzio. Ma sicuramente, come ha detto il direttore prima, ci sono già degli ex che vorranno fare magari la partita importante per dimostrare che potevano stare anche qui in quel di Cosenza. Però io penso che se il Cosenza, dopo tutto quello che magari la sconfitta di ieri, penso che entreranno ancora più arrabbiati dalla Sicula Leonzio. Cercheranno di far risultato. Oltretutto, ripeto, tutto questo, se entrano in campo determinati come sono entrati anche nelle ultime partite, possono ottenere un risultato importante. Aldo. Penso che una partita che il Cosenza non può fare a meno di vincere, poi tutto è possibile, però mi viene voglia di dire, sono molto è amareggiato consumatum est. Benissimo. Allora, salutiamo i nostri ospiti, il mister Tommaso Napoli, il direttore sportivo del Rende Giovan Battista Martino e il nostro amico Aldo Cennamo. Grazie anche a te, Franco. Buonasera. Grazie a voi tutti e a tutti quelli che ci hanno seguiti. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 15 sulla nostra rete. Arrivederci. Buon pomeriggio. E chi cambia canale?